domenica. Oggi stiamo andando, tanto sono le 15, quindi sono le 3, e stiamo andando a Longarone Fiere perché c'è la mostra sui rettili. In realtà chiude alle 5, quindi spero ci facciano entrare. Sì, dobbiamo arrivare, a parte che non ci stiamo un'ora, bisogna vedere quanto traffico c'è. Quindi siamo a Tai di Cadore al momento, e poi dalla mostra dobbiamo vedere quanto costano i biglietti, e poi io vorrei andare di nuovo al Vaillant, quindi vedremo, poi magari cambieranno i programmi, non lo so. Comunque questo è quanto, e basta. Quindi andiamo. Fa caldo, 23 gradi, bello. Non sembra vero di avere così caldo qui. Vabbè, saluta anche tu, ciao. Ecco, con la mano fasciata. Ha la mano fasciata perché è stato punto, e l'altro giorno ho dovuto andare in pronto soccorso perché non muoveva la mano. No, ascoltare me, no. E quindi gli ha messo cortisone e niente, e va avanti con la fasciatura. Va bene, noi proseguiamo il viaggio. Ma io devo andare fuori.
fatto per tutto il viaggio circa la pioggia. E qua non so, siamo in un casello dell'autostrada per andare a Conegliano e è una cosa, cioè, grandine di tutto, veramente una cosa che non so come. Io mi sarei fermata, lui è riuscito a guidare, io non ce l'avrei fatta ad esempio. E qua siamo incastrati in questo casello che è quello del Telepass, cioè la riga del Telepass, ma siamo fermi. Comunque i motociclisti si sono presi tutta la grandine addosso, ce li abbiamo qua davanti, poverini, non vedevano l'ora di arrivare sotto qua. E fatto sta che siamo completamente fermi, anche di là, hai visto? Sì. Anche di qua sono fermi, per cui Perché non vanno avanti, sono stronzi. Scusa la parola. comunque. E guarda di là che casino che c'è. Che Sì, colonna. Vedi cosa fanno? Si fermano. Sono scemi. Si fermano perché c'è troppa pioggia, no? Sì, ma E il risultato è che siamo tutti incolonnati, ma ci sono, cioè, parecchia gente, persone. Eccomi qua, sono a casa, siamo tornati, sono le 8:30. Alla fine abbiamo fatto tutto il giro del globo oggi, veramente abbiamo fatto un giro enorme. Pensavo di fermarmi al Vajont, alla Dia, e invece no, abbiamo fatto tutto un giro e siamo tornati praticamente, abbiamo fatto il giro dell'Oca, siamo tornati a Belluno, Longarone e siamo venuti a casa. Siamo stati al Mac a mangiare. Io ho preso i nuggets, che così li ho fatti a pezzettini piccoli 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 e sono riuscita a masticarli. E niente, insomma, è stato un giro oggi veramente enorme. Forse qualcuno rimarrà male a vedere gli animaletti chiusi in quelle scatolette, lo so, anche a me non piace molto, però volevo comunque riprendere qualcosa, quindi li ho ripresi. So che a me personalmente dà un po' fastidio vederli rinchiusi così, però vabbè, infatti sì, li abbiamo guardati, ma non è granché come mostra alla fine. Poi erano in vendita, ecco, quindi tra tutte le varie specie i ragni sono quelli che mi danno più fastidio. Poi c'erano quelli proprio grandi, cioè trovarne uno nel letto, aiuto. Niente, io adesso mi cambio e niente, la giornata è finita così. Spero comunque che questo vlog vi sia piaciuto. Non ho parlato molto, vi ho ripreso molto il paesaggio perché so che piace, e quindi non mi sono ripresa a me a parlare perché tanto non sapevo neanche dove eravamo, quindi era inutile che io mi mettessi a parlare e basta. Questo è tutto, io vi ringrazio per aver guardato questo piccolo vlog e vi aspetto comunque con tutti gli altri video che usciranno durante le varie settimane. Ciao!